Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! A Cosenza gli agenti della squadra mobile hanno arrestato 2 persone, un imprenditore e un commerciante. L'accusa è di tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose. L'inchiesta condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. I particolari nel nostro servizio. La squadra mobile di Cosenza ha arrestato 2 persone, un imprenditore edile Attilio Chianello, 33 anni, e un commerciante Salvatore Giannone di 51, con l'accusa di tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose. L'inchiesta che ha portato ai 2 arresti è stata condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Vittima della tentata estorsione sarebbe stato, secondo l'accusa, un imprenditore edile. Chianello, amministratore di fatto di una società, una SRL, impresa a cui la vittima aveva subappaltato alcuni lavori edili riguardanti un appalto pubblico che si era aggiudicato a Rende, avrebbe iniziato a pretendere il pagamento di un'ulteriore somma di 27.000 euro a titolo di saldo, a suo dire, ma in realtà avrebbe avuto finalità estorsiva. A Chianello si sarebbe poi affiancato Giannone, il quale, facendo riferimento alla sua presunta appartenenza alla cosca Perna, sarebbe intervenuto minacciando l'imprenditore con chiare modalità mafiose affinché soddisfacesse subito la richiesta di denaro. Le indagini condotte dagli agenti della Mobile Bruzzi e coordinate dalla Procura di Catanzaro hanno consentito di raccogliere quelli che gli inquirenti definiscono gravi e determinanti elementi di colpevolezza a carico dell'imprenditore e del commerciante, nei cui confronti poi il giudice per le indagini preliminari ha emesso il provvedimento restrittivo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!